Antichi Sapori d'Italia mi ha portato a farvi raccontare, a farvi vedere una cosa bellissima, la caccia alla volpe. Viene organizzato qui lungo il fiume Meduna proprio per riscoprire un vecchio percorso che si faceva un tempo lungo questo fiume, balzato alle cronache per altri motivi, ma che ora diventa un appuntamento con i cavalieri alla ricerca di questa volpe, alla caccia della volpe. E siamo con i responsabili, coloro che organizzano questa manifestazione, tra i quali abbiamo anche un'associazione culturale che è la Corte dei Miracoli. Qua noi abbiamo la portavoce. Allora, tanto quando è nata questa associazione Corte dei Miracoli e dobbiamo dire il motivo e lo scopo di questa manifestazione sportiva alla ricerca appunto di valorizzare il territorio. Allora, l'associazione è neonata, diciamo. Adesso noi vogliamo portare a conoscenza del territorio di Pordenone per la prima volta in collaborazione con l'associazione friulana della cacciacavallo per far riscoprire, appunto, come diceva lei, il fiume Meduna, sì, e riscoprire il territorio, che è veramente magnifico. Il fiume noi lo conoscevamo come fiume nemico per le varie esondazioni purtroppo che ha colpito la cittadinanza di Pordenone, e oggi con questa caccia alla volpe, ovviamente noi non vogliamo esaltare la caccia alla volpe, bensì far riscoprire tutto il territorio circostante al fiume Meduna. Attraverso questa organizzazione, questa manifestazione che è sportivo-culturale, dobbiamo dire, fa felici i cavalieri, fa felice i cavalli, però naturalmente c'è la riscoperta di rimanere per un paio d'ore al verde e conoscere il fiume Meduna attraverso un'altra veduta. Esatto, proprio come diceva lei. E noi volevamo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con noi alla realizzazione di questo, i cavalieri, i vigili di Pordenone, i ranger. Tutti coloro che insomma sì, si sono adoperati questo. E grazie naturalmente anche alla vostra associazione, la Corte dei Miracoli. Abbiamo sentito dunque il responsabile dell'associazione Corte dei Miracoli che organizza questa manifestazione. Adesso siamo in presenza del master, colui che indica la strada per così catturare simbolicamente questa volpe che non c'è praticamente, no? Ci vuoi spiegare, perché a casa magari hanno sentito parlare della caccia alla volpe quando si faceva nel 1600-1700, però rapportata al 2006, ecco, cos'è la caccia alla volpe? La caccia alla volpe rapportata al giorno d'oggi è più un'attività sportiva, non è più una caccia, perché in effetti noi non cacciamo niente. Seguiamo una fantomatica volpe che è simboleggiata da un cavaliere che trascina un odore sul terreno, lo scent, chiamato così, e lanciamo poi i cani dei segugi, quelli sono veri, che seguono questa traccia che ha lasciato il cavaliere davanti per il territorio, che ovviamente è già quasi tutto preparato e vi prima. Portano su questa scia. E ci portano sempre su questa scia, è un percorso che è già predisposto, quindi non è che si inventa all'ultimo momento. Quindi la caccia non è una vera caccia, ma è la voglia di galoppare, di seguire, di correre, di vedere anche i cani che lavorano, che è molto bello sentire i segugi quando danno i latrati, quando sono sulla traccia che per loro è vera. Sì, voi fate un percorso che è un percorso famosissimo, lungo le sponde del Meduna, un fiume molto importante perché è un fiume fluviale, ha fatto la sua storia con il Meduna Livenza. Sì, noi facciamo diverse cacce, un po' in tutto il Friuli fino ai confini con il Veneto. Intanto cerchiamo di andare su dei territori che siano galoppabili, che siano facilmente percorribili e anche abbastanza incolti, perché non si può galoppare ovviamente dove non si può passare con i cavalli, dove ci sono coltivazioni in atto, quindi dobbiamo scegliere anche quello. È chiaro che poi cerchiamo di scegliere dei territori anche che siano legati un po' alla storia, a un qualcosa. In questo caso abbiamo il Meduna che va valorizzato, ci dicono qua, noi l'abbiamo adesso in questi giorni conosciuto ed è molto bello. Sì, so che dicono che anche a volte fa anche il birichino questo fiume, però è anche bello da vedere, insomma, quindi per noi è un bel territorio da seguire. Ecco. Come si chiama il suo cavallo? Perché è una bestia veramente bellissima. Un cavallo irlandese, proprio da caccia, si chiama Black Knight. È un buon cavallo d'assalto. Abbiamo iniziato questo speciale dedicato alla caccia alla volpe o caccia a cavallo, come si suol dire. Siamo partiti con l'associazione che ha promosso questa manifestazione, la Corte dei Miracoli, abbiamo parlato col master, andiamo a chiudere con Luigi Mauro, che conosciamo ben tutti perché in questa, dobbiamo dire, manifestazione sportiva, attività culturale. Attività culturale con scopi ben precisi di valorizzare il nostro territorio in tutte le sue particolarità, abbinandolo al cavallo,
alla natura, alla volpe, chiamiamolo così, che non c'è, tra virgolette, non c'è prelievo venatorio, bensì una strusa, come sappiamo benissimo, di richiamo ai cani. Veniamo beneficiati di questi territori, veniamo gratificati e diciamo che ci godiamo la domenica illustrando e facendo anche vedere al resto del mondo, chiamiamolo così, le nostre bellezze. Voi avete un'associazione praticamente regionale in Friuli Venezia Giulia? Sì, esiste da quanto tempo? Dunque, nel 1890 è stata creata, poi è andata a scomparire, è stata ripresa in mano da un po' di appassionati, diciamo, della disciplina, e nel 1997 è partita la prima caccia alla volpe della società friulana Cacciacavallo presso la Villa Giacomelli di Pradamano. E da qui naturalmente adesso avete un calendario da rispettare, perché non solo questa, vicinissima ce n'è un'altra. No, vicinissima c'è su a Villa Galli Decani a Cassacco di Montagnaco, il 26 di novembre ci sarà a Maniago, per chiudere in dicembre a Gelindo dei Magredi. Ecco, l'ultima domanda, ecco, come si prospetta, ecco, al mondo civile, no? Cioè al mondo di tutti i giorni, questo tipo di attività, no? Cioè, ci sono gli animalisti, ci sono i verdi, c'è il WWF, ecco, secondo te è recepita nella maniera giusta o c'è molta strada ancora da fare? Beh, diciamo che un po' di strada è stata fatta, bisogna farne ancora molta, sensibilizzando un po' tutto quello che ci circonda, facendo e dimostrando che noi la natura la rispettiamo, tendiamo a rivalutarla in tutti i suoi spazi, evidenziamo strada facendo la maleducazione che c'è diciamo, in giro, quali sporcizie, immondizie nei nostri greti, e qui io tenderei a sensibilizzare l'opinione pubblica nel valorizzare i posti, andando di domenica invece, fermo restando che ognuno può fare quello che vuole, però valorizzare i nostri posti, guardare i nostri fiumi, i nostri greti e capire quanto bene ci fanno se li apprezziamo e se li teniamo puliti. Io ritengo che la società friulana Cacciacavallo questo lavoro lo stia facendo molto molto bene, perché rispetta la natura e, ribadisco, non c'è prelievo venatorio. Cioè non c'è la volpe, in poche parole. La caccia alla volpe è fantomatica, insomma, no? Perché non c'è, esiste solamente questo liquido che viene sparso lungo il territorio e poi i cani seguono fino a portare, e poi c'è un finale come questo. Noi ti ringraziamo, Luigi, di averci dato qualche dettaglio in più, e lasciamo qui i nostri telespettatori con queste immagini finali appunto della caccia alla volpe. Se posso, volevo invitare a partecipare alla caccia di Maniago in Villa d'Attimis, che si terrà appunto il 26 novembre prossimo, e ci sarà una bella manifestazione dove si potrà godere anche dei luoghi limitrofi a Maniago. Prossimo appuntamento a Maniago.